sto raccogliendo testimonianze sui nonni, e quindi la domanda che faccio sempre è: allora, perché poi quando si parla di nonni... I miei nonni che ho frequentato di più, diciamo, nella mia infanzia e anche nella prima adolescenza sono i nonni paterni, i nonni beceri, diciamo, che la mia nonna Renza, che aveva per l'epoca un'esperienza, diciamo, passata in una fabbrica a lavorare a Galciana, le venivano da Montale, e quindi, diciamo, emancipata dal punto di vista dell'indipendenza e della voglia di appunto fare la propria parte all'interno della famiglia. Quindi anche questa voglia di indipendenza poi diventava una grandissima generosità, cioè si trasformava, diciamo, si mutava in una grandissima generosità che soprattutto nei periodi di festa, insomma, emergeva, e soprattutto con me, che ero la seconda, diciamo, nipote, arrivata nel momento in cui lei era andata in pensione, e quindi anche, diciamo, tutti gli aspetti legati alla festa mi sono stati donati con come grande coccola, insomma, ecco. La nonna Renza, che era appunto Bigagli di Montale, sposata con nonno Beccheri, Enrico, un uomo invece molto più uomo del tempo, insomma, dedito al gioco delle carte come primo, diciamo, a passione e come primo scopo della vita. Abitavano in Portalborgo e quindi, diciamo, io stavo tanto da loro in casa, e durante, per esempio, le vacanze legate ai momenti, per esempio, della Pasqua, io ricordo perfettamente, insomma, che la nonna mi portava alla chiesa di San Francesco a fare la Via Crucis intorno alla chiesa. Via Crucis che poi nel corso della crescita mia è diventata un rituale quando ero piccola, perché trasferita con la mia famiglia a Pontelungo, abbiamo cominciato a fare questa Via Crucis che porta a Giaccherino, sulla scala di Giaccherino. Era proprio una ritualità a cui poi io portavo la mia nonna Renza, quindi da piccolina lei portava me, e poi, diciamo, da più grandina, finché ce l'ha fatta, abbiamo scoperto questa Via Crucis vera, insomma, ecco, più che come momento simbolico diventava sì, era un momento simbolico, ma insomma anche fisicamente, e quindi, insomma, una complessità di pensieri diversa, no? Quando si dura una fatica anche fisica. Mentre i nonni materni, finché io non ho fatto, diciamo, le medie, hanno vissuto a Prato, perché il nonno era un bravissimo giardiniere, quindi prima avevano un'azienda in capostrada quando la mia mamma era piccola, e poi con l'avvento, insomma, dei vivai lui è rimasto un po', diciamo, economicamente non bene, ed è diventato, diciamo, il giardiniere di una famiglia molto benestante di Prato, che producevano tessuti, insomma, come tutti, e quindi lui curava tutto questo. Non era un giardino, era un parco di questo complesso di ville sul poggio della Calvana di Prato, e anche lì, insomma, i ricordi legati a diciamo, una famiglia più di radici contadine, mentre l'altra era più, diciamo, figlia dei tempi. La mia nonna lavorava, il mio nonno lavorava alla Tesi, che era la SIP, poi è diventata Telecom, e i miei nonni materni invece avevano appunto estrazione contadina, e
e la continuavano a vivere questo tipo di vita, quindi diciamo le tradizioni legate anche alla preparazione dei cibi, queste uova sode che dovevano essere decorate e portate ad essere benedette all'interno, insomma, dei momenti a questo dedicati durante la Pasqua nelle chiese. Ora non mi ricordo quale chiesa fosse, mi sembra Santa Maria del Soccorso a Prato, però non perché insomma si parla di... Come si chiamavano? Ah, giusto, Lenis e Cesare. Lenis con sorella Fanny, sì, che senti te che come erano Vinattieri, quindi un cognome molto... Vinattieri la nonna, Cai il nonno. Allora io quando ero piccolina frequentavo la parrocchia di San Piero in Vincio, per l'appunto dopo che ci siamo trasferiti dal centro a Pontelungo, e era diciamo un punto di aggregazione come lo erano le parrocchie al tempo, forse lo sono anche ora, noi non ho più diciamo questa frequentazione così assidua, e avevamo questo gruppo, quindi ci ritrovavamo il sabato pomeriggio, la sera, a volte facevamo i campi estivi, i campi invernali con l'ACR, e la mia nonna Lenis, che diciamo rispetto alla mia nonna Renza, alla famiglia Beche, diciamo la nonna materna, era, ecco, non ho ricordo che lei sia partita con la borsina per andare alla messa, insomma, ecco, quindi lei non aveva questa attitudine, insomma, diciamo, non era baciata dalla fede. Quando io andavo spesso, quasi tutti i giorni andavo in chiesa, ma era anche per trovare i miei amici. E lei era molto preoccupata del fatto che io potessi diventare suora, anche perché in famiglia la sorella del nonno Beccheri era suora, madre superiore dell'ordine di Sacro Cuore di Gesù agonizzante, proprio della serie. E quindi lei aveva questo terrore, diceva, farà mio me la Beppina che si fa suora perché la Riccarda fa come gli pare, e poi c'è troppo spesso, chiedo alla mia mamma, le diceva, io l'ho saputo naturalmente da grande, quando diciamo questa preoccupazione, se così si può chiamare, era svanita nel nulla, insomma, però c'è stato questo momento di preoccupazione delle donne di casa, ecco, legato a che ti prendessi una via, non appunto, il problema era, nel mio caso il problema era quello di prendere la retta via, no? Quella che di solito è la retta via, per loro sarebbe stata una grande, soprattutto per lei era una preoccupazione. Nonno Cesare invece era un uomo molto distinto, che appunto aveva avuto un trascorso di successo, diciamo, legato alla produzione di frutti, frutta, aveva avuto riconoscimento perché aveva elaborato un tipo di pesca particolare. Io l'ho sempre vista appeso in casa, questo quadrettino, e era un uomo naturalmente come tutti gli uomini del tempo, insomma, che non aveva grande istruzione, però era un uomo che era molto curioso e anche capace di modellarsi ai tempi, cioè io non ho mai sentito dire era meglio quando si stava peggio. Lui era uno di quelli che quando lo sentiva dire diceva si stava meglio un tubo, che ci toccava andare in bagno fuori o non sapeva l'acqua calda, ecco. E era un uomo distinto e poi diventato nel tempo anche molto colto, quindi mi ricordo questa musica della lirica che lui conosceva a memoria, le arie della Traviata, Giuseppe Verdi, quindi ecco sì, un'origine contadina, che però con quei contadini che avevano amore per il sapere, non soltanto legato al sapere per la produzione e fare denaro, ma proprio a essere un uomo consapevole, ecco, e quindi poi credo che insomma tante cose di noi
abbiano radici in questi modi di pensare appunto di chi ci ha cresciuto, insomma almeno nel mio caso posso ritrovare tanto, insomma, o cerco comunque di ritrovare tanto, mentre per esempio la mia nonna Renza con cui ho vissuto tanto, ma anche la nonna Lenis, insomma, che erano donne più semplici, di pochi saperi, insomma, però sicuramente di una saggezza estrema, insomma, ecco, quindi tuttora mi capita spesso di citare le battute, insomma, tipo i detti della mia nonna, no? Poi ci ho ripensato da grande, la mia nonna, quando qualcosa andava così e così, non si è mai capito, ci si è riflettuto poi dopo io e mio fratello, lei nonna Renza, lei aveva sempre il vizio di dire poi chi ha più a 6 si sa che chi ha più a 6 vorrà dire insomma che comunque la sufficienza, non lo so, ci siamo immaginati dopo, ci siamo interrogati poi dopo io e mio fratello, poi era... Insomma, si stupivano molto di questo progresso, il progresso porta al regresso, ma insomma questo lo dicevano in tanti, ecco, non lo diceva solo lei, però insomma, sì, mi capita spesso nei momenti che riemerge come dal fiume Herzlich, una reminiscenza, rispunta, è come se ti rimettesse in carreggiata, no? E quindi insomma, bene. No, questa cosa dei detti è fantastica. Bisognerebbe me ne venissero, cioè che davvero mi vengono sul momento, ma chi ha più a 6? Che vuol dire? Tipo no, tipo Al massimo tu a 6, cioè il dado, magari. Ecco, vedi, adesso non ci avevo pensato. Però. Può darsi, vuol dire... Che ha più a 6, cioè voglio dire. No, non lo so, non lo so, lei lo diceva spesso, ma chi ha più a 6? Come a dire, sì, tanto è inutile ore tanto, ma tanto il massimo è quello, cioè non è che... Poi, vabbè, poi c'aveva dei modi buffi, ecco, quando... Che tipo era? Era un tipo spendacciona, nel senso per me, per mio fratello, per sé, per la casa, era dolce e sempre preoccupata però del giudizio degli altri, no? Quindi anche troppo, insomma, a volte anche in modo ossessivo, poi insomma, purtroppo è venuta a mancare abbastanza presto perché insomma aveva 72 anni, quindi insomma era presto e abitavano in via Guerrazzi in un bel palazzo che insomma, per me era casa, insomma, e lei era molto attenta, aveva sempre il rossetto rosso, solo quello, però il rossetto rosso era una donna alta, un po' rassegnata, diciamo, a questa convivenza col nonno, che invece era un tipo un po', diciamo, appunto un uomo dei tempi, insomma, ecco, lui si mangiava e andava al bar, ecco, quindi c'è un aneddoto buffo che mio nonno con lo zio abitavano con suo fratello, abitavano a Montale e narrasi da tempo, insomma da sempre, che per 8 mesi hanno fatto finta di andare a lavorare e invece stavano a carta a giocare tutto il giorno e riportavano lo stipendio. Quindi diciamo, ecco, vuol dire essere bravi, sì, vuol dire essere bravi, ma insomma anche bugiardi, soprattutto prevalentemente bugiardi, ecco. Insomma, e appunto questo carattere buono della nonna che
insomma non ha mai brontolato più del dovuto, ecco, io ricordo questi momenti anche in casa loro, sì, un po' come da pentola a pressione, però molto, molto dolci, insomma, ecco. No, lo so, mi veniva in mente parlando appunto questa generosità della nonna Renza che me la ricordo da bambina, un ricordo da bambina forse è proprio legato alla Pasqua, una volta che mi comprò un uovo di Pasqua con un orsacchiotto gigante che era grande più di me, che io mi ricordo appunto di averci dormito sopra per dire quanto era grande per anni, insomma, ecco, me lo mettevo in terra a volte dopo pranzo e ci dormivo sopra, ecco, questa è un'altra pillolina, però insomma, diciamo, sì. Poi mi commuovo io.